Prepararsi al meglio per attirare sempre più turisti sulle montagne friulane. E questo è il compito degli amministratori per la stagione invernale in arrivo, anche per risollevare un 2010-2011 non al top di presenze. La stagione passata è stata una stagione un po' penalizzata ovviamente dall'elemento neve, che è stato un po' carente. La montagna ha recuperato bene quest'estate. La strategia complessiva per lo sviluppo del turismo invernale è la cooperazione con Veneto e Trentino e la messa in comune di idee e proposte da inserire nel prossimo piano marketing. Alcuni progetti ovviamente che dovranno essere trasversali per promuovere tutta la montagna friulana, non solo in Italia ma anche all'estero. Abbiamo un progetto di eccellenza che è quello delle Dolomiti Patrimonio dell'UNESCO insieme al Veneto e al Trentino, quindi abbiamo elementi importanti per promuovere la montagna invernale. Resta sempre attuale il problema legato alla disponibilità di posti letto, quindi alla ricettività delle strutture in montagna, situazione che ha sottolineato l'assessore Seganti al momento è sufficiente per la richiesta, ma se dovessero arrivare nuovi investimenti sarebbero di certo ben accolti. Sono in corso anche alcuni lavori di miglioria sul portale di Turismo FVG, dove a breve saranno disponibili nuovi spazi per le montagne friulane, immagini e video. Fondamentale comunque la collaborazione tra i consorzi. Piancavallo, Tarvisiano e Carnia hanno chiesto infatti azioni e workshop mirati.